Assessore, cosa cambia e cosa cambierà nei trasporti dopo questa emergenza? Ma allora, i trasporti dovranno essere tutti rimodulati perché comunque le abitudini delle persone cambieranno inevitabilmente. Sicuramente con l'ultima ordinanza firmata dal Presidente lunedì è stata data la possibilità agli utenti, nel momento in cui non ci sia un posizionamento dei passeggeri, alle aziende di trasporto, nel momento in cui ci sia un posizionamento degli utenti non faccia a faccia, di ridurre il metro di distanza di sicurezza. Questo permette alle aziende di trasporto di poter caricare più persone, ma una cosa ci tengo a dirla: da una parte responsabilità individuale e rispetto delle prescrizioni da parte degli utenti, dall'altra gli enti di governo e le aziende di trasporto devono mettere a disposizione mezzi sufficienti e idonei alla domanda di mobilità che c'è. Si può auspicare una sinergia tra pubblico e privato per far fronte a questa emergenza? Ma guardi, è quello che il privato lo sta chiedendo, perché il TPL non di linea o comunque gli NCC degli autobus da turismo lo stanno chiedendo. È ovvio che finché ci sono le aziende di trasporto del TPL pubblico che hanno i dipendenti in cassa integrazione, è abbastanza difficile tenere i dipendenti in cassa integrazione e andare a pagare per i servizi la parte privata, però sicuramente nell'organizzazione della scuola, che è fondamentale definirla velocemente, sarà importante anche l'apporto, dove sarà necessario, del privato.